Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Catania sull'incendio e la morte di una paziente nella comunità terapeutica Villa Verde. Ha aperto un'inchiesta, i parenti e gli ospiti della struttura, nessuno ci ha avvertito. A Catania la procura ha sequestrato l'area interessata all'esplosione causata dalla fuga di gas. Per gli sfollati si prospetta una soluzione all'emergenza abitativa. Operazione antimafia della DDA di Palermo, arrestate 19 persone, tra loro anche il boss Bonura, uscito dal carcere, stava riorganizzando il clan uditore Passo di Rigano. Lutto cittadino a Niscemi per Aurora, la bimba di 9 anni morta in un incidente d'auto, grave la madre, trasferita in ospedale a Palermo. Meteo, in arrivo pioggia e vento, ma non dureranno a lungo. In Sicilia è allerta gialla. Festa di Sant'Agata, ecco il piano sicurezza, ingressi contingentati invariati in cattedrale, 3.000 per la messa dell'Aurora e 2.500 per il pontificale. L'augurio del parroco Scionti, fiducia e speranza. Calciomercato, Magnani primo acquisto del Palermo, mi ha convinto il progetto, in arrivo anche Candela. Maxi scambio tra Catania e Messina per riportare in rosso-azzurro il centrocampista Giulio Frisenna. Bentrovati. In primo piano il rogo divampato in una struttura riabilitativa di Catania in via Nuova Lucello che è costato la vita a una donna di 56 anni. La procura ha aperto un'inchiesta. Questa mattina abbiamo trovato un via vai di parenti, delle persone ospiti in questa struttura e la loro lamentela è: nessuno ci ha avvertito di quanto era accaduto ieri sera. Sentiamo Simona Mazzone. No, non siamo autorizzati a rilasciare dichiarazioni. Bocche cucite nella comunità terapeutica e riabilitativa Villa Verde di via Nuova Lucello a Catania, struttura privata convenzionata dove ieri sera è scoppiato un rogo in una delle stanze che non ha lasciato scampo a una donna di 56 anni, Giovanna Ferrata, originaria di Acireale, unica vittima di questa tragedia che avrebbe potuto essere più ampia visto che gli ospiti qui sono una quarantina. Qui non vogliono parlare, non sono autorizzati, mentre si fanno avanti diverse ipotesi sulle modalità dell'episodio. La donna, ospite del centro riabilitativo solo da qualche giorno, potrebbe aver acceso una sigaretta prima di essere avvolta dalle fiamme. Non è da escludere, oltre al probabile incidente, che sia stata lei stessa ad appiccare l'incendio in un momento di sconforto o che si tratti di un incidente e che la 56enne abbia avuto un malore che le ha impedito di fuggire. Bisogna anche verificare la irresponsabilità della struttura stessa e capire se la paziente fosse in possesso di accendini o fiammiferi. Qui intanto gli ospiti sono tornati in comunità, c'è un via vai di auto e dei parenti. Questa coppia è stata a trovare un familiare. Mio cognato è ricoverato, sì. Cosa le ha raccontato? No, non l'ho fatto parlare perché è stato operato ieri e quindi è scosso. È stato lo stesso parente ad avvertirli dell'accaduto, dicono, mentre da parte della struttura nemmeno una telefonata. Ieri vi hanno informato di questo fatto, siete accorsi? Non sapevamo niente, abbiamo saputo stamattina. Perché appena mio cognato l'abbiamo portato a controllo, ci ha detto, ci ha comunicato questo. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri e la procura ha aperto un'inchiesta. Il medico legale procede con l'autopsia sul corpo della donna per stabilire le cause della morte, se sia stata bruciata dalle fiamme o se a ucciderla sia stato il fumo inalato. Restiamo a Catania dove la procura ha sequestrato l'area interessata all'esplosione causata dalla fuga di gas, le cui origini continuano a restare incerte, insomma si devono accertare. Le verifiche e i sopralluoghi tecnici si intensificano, intanto per gli sfollati si prospetta una soluzione all'emergenza abitativa. Tonino De Mane. Siamo vivi per miracolo grazie a Sant'Agata perché ci ha fatto il miracolo. Mia figlia ancora che ha 2 anni è terrorizzata, sente il rumore e fa così. Palazzine squarciate, tegole e vetri scaraventati per decine di metri. È rimasto poco o nulla delle abitazioni di Trappeto Nord saltate in aria a causa di un'esplosione provocata da una fuga di gas, le cui origini sono ancora da accertare. La procura di Catania ha posto sotto sequestro l'area interessata dallo scoppio per garantire che lo stato dei luoghi rimanga invariato e consentire così lo svolgimento delle attività
attività necessarie a chiarire le cause dell'accaduto. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della compagnia Fontana Rossa in collaborazione con i vigili del fuoco nell'ambito dell'inchiesta avanzata dalla procura per disastro colposo. Mattinata di controlli e sopralluoghi nella zona rossa, presenti anche consulenti tecnici e personale specializzato, si scava e si interviene anche in altre zone, come dimostrano queste immagini girate ad 1 chilometro circa dal luogo dell'esplosione. E prosegue il calvario degli sfollati che a gruppi riescono a prendere qualcosa dalle abitazioni sotto sequestro. Frammenti di normalità, così anche il recupero di un triciclo serve per far salire il morale e regalare gioia ad un bambino. Nel frattempo si lavora per trovare un alloggio alle famiglie rimaste senza casa. Alcune potrebbero trovare ospitalità in un vicino istituto religioso. In questa zona di qua della Via Sebastiano Catania? È un'ipotesi che vi soddisfa? Sì, certo. Sindaco, speriamo che le sue promesse vengano mantenute. Intanto restano senza gas migliaia di persone. Per loro l'attesa diventa sempre più snervante. E a Riposto è scoppiato un incendio per causa in corso di accertamento in un'abitazione vicina alla sede del municipio. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e soccorso un'anziana con problemi di deambulazione. Non risultano persone ferite. Torna in carcere il boss di Uditore Passo di Rigano, Franco Bonura, e con lui altri 16 boss scarcerati negli ultimi mesi per fine pena, decorrenza dei termini ed altri motivi. Stavano riprendendo il controllo di Cosa Nostra. Fra le attività sequestrate anche una discoteca, teatro dell'omicidio del giovane Lino Celesia. Mario Viola. I boss scarcerati avevano ripreso in mano le cosche e si preparavano a tornare al controllo generale di Cosa Nostra, un controllo del territorio che era partito dal quartiere Uditore, storica roccaforte di mafia che arriva fino a Passo di Rigano. Le porte del carcere sono tornate ad aprirsi per 17 boss che in passato avevano già scontato un periodo di detenzione, mentre per altre 2 persone sono stati disposti gli arresti domiciliari. Fra i nomi noti di Cosa Nostra spicca quello di Franco Bonura, 82 anni, che torna in carcere nonostante l'età. Secondo gli inquirenti sarebbe stato il più attivo dopo la scarcerazione e si sarebbe avvalso anche di altri 2 uomini d'onore vecchio stampo come Agostino Sansone e Girolamo Buscemi, anche loro arrestati di nuovo. Ma i cognomi degli altri 14 sono anche quelli noti, ci sono altri componenti della famiglia Buscemi, dei Sansone, ma anche delle famiglie Costa e Parisi e diversi altri. Arresti domiciliari invece per Antonino Buscemi e Michele Spataro di 71 e 70 anni. Le accuse sono di associazione mafiosa, estorsione aggravata e intestazione fittizia di beni. I boss, insomma, erano tornati a gestire le estorsioni e stavano nascondendo i patrimoni per evitarne la confisca. Il GIP Antonella Consiglio, con la stessa ordinanza, ha disposto il sequestro di 6 società e un parcheggio per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro. L'organizzazione controllava le attività produttive nel settore edilizio, favorendo le imprese collegate a imprenditori amici, oggetto dell'attuale misura cautelare. Sotto sequestro anche una discoteca, la Notre, dove nel dicembre di 2 anni fa fu assassinato Lino Celesia al culmine di una lite. Il locale sarebbe riconducibile ai Sansone. Una mafia invisibile che ha occupato l'economia legale e la politica regionale sono i pericoli per la democrazia, secondo il giornalista Lirio Abbate, che in un libro rivela gli ultimi segreti di Messina Denaro. Lorena Dolci. La nuova mafia di Messina Denaro ci dimostra è una mafia che va al di sopra, che ha occupato, non soltanto più inquinato, ha occupato l'economia legale, ma ha inquinato anche la politica regionale e comunale. Ecco, quando arrivi lì, e che è una cosa più invisibile rispetto a chi si mostra a chiedere l'estorsione, quella lotta lì alla mafia si fa molto più complicata. Il punto sulla lotta alla criminalità organizzata di Lirio Abbate, giornalista e scrittore esperto di cose di mafia, che ha dedicato l'ultimo libro ai diari del boss Messina Denaro. Ospite di Buongiorno Sicilia, si dice convinto che nonostante gli arresti, gli affari della mafia godano di ottima salute. Una economia legale occupata da soldi sporchi e quindi in mano soltanto ad alcuni che la devono riciclare, o la politica che è in mano ad alcuni mafiosi, e questo è un problema per la democrazia, per il vivere comune. 3 segreti che Messina Denaro si è portato nella tomba, anche quelli sul suo patrimonio. Ci sono tanti aspetti sia personali che familiari, ma c'è anche la traccia di come trovare il tesoro di Messina Denaro. Pistola, munizioni e 2 fucili ben nascosti in un terreno incolto, in un muro, in un casolare abbandonato, e quanto
Hanno ritrovato i poliziotti in una zona di Nunziata di Mascali. Le ricerche degli agenti del commissariato di Cileare sono state coadiuvate dalle unità cinofile della questura di Catania. Adesso si stanno analizzando queste armi. Niscemi si ferma per la tragica scomparsa di Aurora Pitino, la bambina di 9 anni morta in un incidente stradale mentre in auto si recava a scuola con la madre e i 2 fratellini. La comunità è sconvolta e il sindaco ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Gerry Italia. Un silenzio irreale avvolge oggi Niscemi. Il sorriso della piccola Aurora Pitino ieri si è spento per sempre in un tragico incidente stradale che ha lasciato la comunità sotto shock. 9 anni appena, un giorno di scuola come tanti, poi lo schianto fatale sulla strada provinciale 11, alla guida la madre che ha perso il controllo dell'auto, probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dall'umidità. Aurora era seduta accanto a lei, i 2 fratellini, sul sedile posteriore. La piccola non ce l'ha fatta, la madre invece è stata trasferita ieri pomeriggio d'urgenza a Palermo per un delicato intervento alla colonna vertebrale, mentre i 2 fratellini feriti alla testa sono fortunatamente fuori pericolo. A Niscemi intanto è il tempo del dolore. Il sindaco Massimiliano Conti ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali, invitando tutti a unirsi nel cordoglio e nella vicinanza alla famiglia Pitino. Dichiareremo il lutto cittadino il giorno della celebrazione delle esequie della piccola Aurora. Staremo vicino alla famiglia nei modi che ci saranno consentiti, come ha avuto modo di esprimere ai familiari. Dobbiamo tutti noi esprimere col silenzio, con la vicinanza, con il nostro amore, quello che più hanno di bisogno i familiari in questo momento. Intanto si riaccende il dibattito sulla sicurezza dell'SP11, già teatro di altre tragedie come quella della notte di Natale del 2021 in cui persero la vita 4 giovani. Oggi però è il tempo del silenzio, della preghiera e del dolore condiviso, perché quando a spezzarsi è la vita di una bambina, tutta la comunità si sente madre, padre e fratello e il cuore di Niscemi oggi batte solo per Aurora. A Catania la polizia ha arrestato per maltrattamenti un uomo che ha preso a calci la moglie indossando scarpe con la punta di ferro, causandole 3 fratture. La donna ha detto ai poliziotti che da qualche mese aveva deciso di separarsi dal marito e proprio a causa dei frequenti e violenti scatti d'ira dell'uomo che l'hanno portato in più occasioni ad aggredirla fisicamente. In arrivo nelle prossime ore pioggia e maltempo, poi un lieve miglioramento fino a un nuovo peggioramento previsto nel weekend. Ma vediamo cosa ci attende con il servizio di Desiree Ferlito. La brutta notizia è che nelle prossime ore pioverà, la buona è che non durerà molto, colpa di una veloce perturbazione che attraverserà nelle prossime ore la Sicilia da ovest verso est, originando piogge, rovesce e temporali, che entro la serata bagneranno le coste orientali. Questa perturbazione già dalla prossima notte si allontanerà verso lo Ionio. Domani assisteremo ad un graduale miglioramento, anche se il tempo si impronterà verso un tipo di variabilità positiva, ossia avremo ampie schiarite, spazi di sole alternati al transito di nuvolosità stratiforme che ovviamente non darà origine a precipitazione. Insomma, transito sì o transito no, tirate fuori l'ombrello perché questa giornata è destinata a peggiorare nelle prossime ore. E purtroppo non è tutto, perché dopo la veloce perturbazione, dopo il miglioramento di domani, ci aspetta un weekend all'insegna del maltempo. Dalla giornata di sabato, infatti, una nuova e più intensa perturbazione risalita dal Nord Africa apporterà una nuova fase di maltempo che coinvolgerà soprattutto le coste meridionali e orientali dell'isola, con piogge e temporali molto intensi. Questa fase di maltempo si protrarrà fino alla giornata domenicale e all'inizio della giornata di lunedì. Dunque, giusto il tempo di guastare il weekend. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Parliamo della festa di Sant'Agata. È stato studiato ed elaborato il piano di sicurezza come ogni anno. I posti in cattedrale saranno contingentati come negli altri anni. 3.000 saranno le persone che potranno entrare in cattedrale il giorno della Messa dell'Aurora e 2.500 invece il 5 febbraio per il pontificale. Grande attenzione dunque alla sicurezza. Sentiamo Lorena Dolci.
La terza festa religiosa al mondo per partecipazione, un popolo di devoti che per giorni ai primi di febbraio si riversa per le strade di Catania in omaggio alla sua patrona Sant'Agata, una festa che richiede una particolare attenzione alla sicurezza. Ieri è stato definito il piano di gestione delle emergenze ed evacuazione, a partire dalla capienza della cattedrale. In particolare i numeri per l'accessibilità alla chiesa sono rimasti invariati, quindi abbiamo 3.000 persone che potranno entrare per la messa dell'Aurora e 2.500 persone per gli altri eventi. Il piano e le regole stabilite si aggiungono all'istituzione delle zone rosse volute dal prefetto di Catania per evitare che nei luoghi clou delle processioni si verifichino episodi di violenza o molestie. Insieme al divieto di accensione dei ceri, ogni anno solo in parte rispettato, e all'invito a vivere gli aspetti più religiosi della festa, sono gli strumenti, ricorda il parroco della cattedrale, per gioire tutti dello stare insieme. Vi auguro a tutti una buona festa che, vissuta all'insegna della sicurezza, ci permetta di guardare a Sant'Agata con speranza e fiducia grande. E vi ricordo l'appuntamento con il sindaco subito dopo questo nostro telegiornale, dunque alle 14:30 il sindaco di Catania Enrico Trantino sarà con noi per le vostre domande e le vostre testimonianze. Scrivete al numero WhatsApp 342 7455 005 oppure potete inviare una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo dunque su Telecolor alle 14:30. E adesso parliamo del viadotto di Cassibile, viabilità messa a dura prova dalla chiusura del tratto di autostrada tra Avola e Cassibile sulla Siracusa-Gela. Il viadotto rischia di crollare, così il Consorzio Autostrade Siciliane ne ha disposto la chiusura immediata. Le criticità strutturali sono emerse a seguito dei controlli di qualche giorno fa. Francesco Aloi. Il viadotto Cassibile della Siracusa-Gela è a rischio crollo. A lanciare l'allarme è il Consorzio Autostrade Siciliane, che già sabato scorso aveva chiuso il tratto per effettuare i controlli. Il CAS sta procedendo ad approfondire queste indagini per vedere la tenuta appunto di questo tratto di autostrada e in particolare sta eseguendo le indagini pure sull'altra pista in direzione Gela. 4 tiranti su 12 tranciati con un problema statico tutt'altro che secondario. Tenere il tratto in direzione Siracusa aperto, dopo quanto è emerso, non sarebbe stato possibile, rischio altissimo. Così migliaia e migliaia di mezzi che ogni giorno passano da qui sono costretti a uscire dallo svincolo di Avola per rientrare in autostrada da quello di Cassibile. Abbiamo chiesto pure alla prefettura di convocare un COV per cercare di trovare delle soluzioni atte a mitigare i disagi per l'utenza. Nel frattempo il disagio resta, ma la sicurezza viene prima di tutto. Lunghe code che si ripercuotono sulla statale 115 e automobilisti infuriati. Intervenire con celerità per riaprire il viadotto, e la richiesta arriva anche dalla politica. Adesso una breve pausa e poi vedremo tutti i movimenti di mercato per quanto riguarda il calcio. A tra pochissimo. Allora, primo acquisto per il Palermo, siamo al calciomercati, Magnani è il primo acquisto, si attende adesso poi Giampaolo, in arrivo anche Candela venerdì, il match al Barbera contro il Pisa. Marco Gullà. Il difensore Gian Giacomo Magnani è il primo acquisto del Palermo in questa sessione invernale, ma non sarà l'ultimo. Oggi la presentazione del difensore che ha lasciato il Verona in Serie A per il progetto dei siciliani. La scelta di venire a Palermo è sicuramente dettata da anzitutto, ma è inutile dirlo, per la città, per la piazza che Palermo è nella storia e per quello che rappresenta, e per il progetto che c'è qui, che è sicuramente ambizioso e stimolante.
Il DS Osti è al lavoro per regalare il prima possibile altri 2 colpi di livello e non solo. Uno è Joël Pohjanpalo, l'altro Antonio Candela, entrambi del Venezia. Il finlandese ha già accettato le condizioni del Palermo e anche il club lagunare ha trovato l'accordo con il rosanero, ma fino a quando non avrà trovato il sostituto di Pohjanpalo non libererà il finlandese. E allora è alquanto improbabile che l'attaccante possa essere a disposizione per la partita di venerdì sera al Barbera contro il Pisa. Candela invece è un affare slegato da Pohjanpalo, ma che si potrebbe chiudere contestualmente con il passaggio inverso di Diakité in Laguna. A centrocampo, infine, il preferito è sempre Mazzitelli, che vorrebbe però rimanere in Serie A. E vediamo cosa accade nelle altre siciliane. Aronica è pronto a tornare sulla panchina del Trapani, ma sono i movimenti di mercato del Catania e del Messina a catalizzare l'attenzione, con un maxi scambio che dovrebbe essere ufficializzato a breve. Francesco Triolo. Trafficata come non mai la A18, Catania e Messina stanno per chiudere un maxi scambio per riportare a casa il centrocampista Giulio Frisenna. In giallorosso andranno Rocco Costantino, di ritorno dalla Lucchese, e Marco Chiarella, prima parte di stagione al Rimini. Frisenna, catanese cresciuto nel Catania, ha fortemente voluto il rosso-azzurro nonostante avesse sul tavolo una proposta pluriennale della Juventus Next Gen. Altra strada calda in queste ore è quella che porta a Picerno. I rossazzurri avevano praticamente chiuso per il difensore centrale Andrea Allegretti e per il terzino destro Giovanni Pagliai, ma la trattativa si è al momento arenata per il mancato accordo tra i due club sulla percentuale di futura rivendita dei calciatori. Non andrà al Picerno quindi Maffei, di proprietà del Catania, ma alla Cavese. Il terzino andrà al Trento, dove ritroverà il tecnico Tabbiani. Il Catania quindi nelle ultime ore ha sondato il centrale difensivo Stramaccioni, di proprietà della Reggiana, ma attualmente in prestito al Gubbio. Per i rossazzurri quindi il prossimo obiettivo è quello dell'attaccante. Piace da tempo il canadese 26enne Easton Ongaro, centravanti del Novara, 7 gol quest'anno. Il Catania ha aumentato l'offerta ed è in attesa di una risposta dal club piemontese. A Messina, detto degli arrivi imminenti di Costantino e Chiarella, è stata ufficializzata la cessione di Cominetti al Sestri Levante e si attende adesso l'ufficializzazione anche per l'esterno offensivo Vicario della Triestina. In chiusura inoltre la trattativa per il difensore Simone Benedetti dell'Avellino. Si sta rivelando più complicata invece la trattativa per il portiere Avella. Il Brescia sta facendo muro, così il Messina potrebbe andare su Alessio Giuliani del Sambiase, ma si paventa anche la possibilità che rimanga Krapicas, richiesto dal Trapani, dove in questo momento la priorità è l'individuazione del nuovo allenatore dopo l'esonero di Eziolino Capuano. Il cerchio dovrebbe chiudersi nella giornata di oggi dopo i sondaggi avviati nei giorni scorsi. Messi da parte i nomi di Cangelosi, Pazienza, Martuscello e Vivarini, l'ipotesi più calda è quella di un ritorno in panchina di Totò Aronica alla guida della squadra per 17 gare. Per il presidente Antonini dovrà essere lui a condurre in porto il campionato del Trapani. Bene, mi fermo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Vi ricordo l'appuntamento con il sindaco di Catania Enrico Trantino. Le vostre domande, le vostre osservazioni al 342 7455 005. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.